Mafie in Veneto. Che cosa possiamo dire? Delle infiltrazioni, ovvero della presenza della mafia in questo territorio? Io mi occupo di Emilia-Romagna e quello che posso dire dal mio punto di vista, appunto occupandomi di un'altra regione ma confinante, è che ci sono molti punti in comune, ci sono nomi in comune a partire dai Grande Aracri, il processo Camaleonte che si collega ai tanti filoni processuali di Emilia, ma anche le modalità. Vediamo reati economici che hanno un impatto forte a livello di quello che avviene sulle vittime di un sistema economico che crea violenza, un sistema mafioso che utilizza reati economici, riciclaggio, intestazioni fittizie, ma che non rimane sotto traccia, perché l'impatto c'è nelle estorsioni, nelle minacce, nelle intimidazioni, nel cambiamento di quello che è un tessuto economico sano. Ed è preoccupante sicuramente, è preoccupante anche per quella che troppo spesso è una mancata consapevolezza di quello che abbiamo intorno e troppo spesso un dire non mi riguarda, non ci riguarda. E questo sicuramente è in comune ed è un aspetto su cui tra Emilia Romagna, Veneto, ma in generale Nord Italia sicuramente c'è ancora tanto da fare. Ecco, perché è un fenomeno questo appunto delle infiltrazioni mafiose che sembra quasi nuovo in qualche modo per la popolazione di questo territorio. Sembra nuovo e troppo spesso non c'è, purtroppo, anzi troppo spesso c'è bisogno di un grande processo, di grandi numeri, di grandi operazioni che ci fanno dire ok, non posso più dire che le mafie non ci sono e che non mi riguardano. Eppure i piccoli processi, le operazioni, i nomi che emergono spesso ci dicono che l'infiltrazione mafiosa è il radicamento mafioso, anzi è altrettanto grave ed evidente, solo che è più semplice dire che non c'è, che non ci riguarda. Ecco, andare a raccontare quelle piccole storie, le vittime di questo sistema sicuramente è un qualcosa che può aiutare a creare quello stacco necessario per contrastare poi un fenomeno sempre più diffuso e radicato.